Bentrovati a un nuovo speciale di Lombardia Notizie Online. Ci troviamo a Milano al 39esimo piano di Palazzo Lombardia perché a meno di 40 giorni dalle Olimpiadi cinesi e dopo vari incontri sui territori lombardi in Val Chiavenna e in Valtellina, Territori Lombardi torna finalmente qui a Milano. Torna qui a Milano con i protagonisti e gli stakeholder delle Olimpiadi per cercare di capire a che punto è lo stato dell'arte, quali sono le aspettative ma anche le problematiche in questo percorso di avvicinamento alle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026. Credo che da qui all'inizio delle Olimpiadi e anche dopo la fine delle Olimpiadi, perché dopo la fine ci saranno una serie di eredità che dovremo sfruttare, ci debba essere un grande colloquio tra le istituzioni, i territori, la nostra fondazione per cercare di mettere in pratica e di realizzare tutti quelli che sono i progetti che possono portare al maggior coinvolgimento possibile della nostra regione, dei territori della nostra regione. Qualche settimana fa, visto che questo appuntamento si era svolto in Valtellina, a Sondrio e a Bormio, nelle località in cui si disputeranno le Olimpiadi. Certo, bisogna cercare di girare il maggior numero di territori, questi sono i più direttamente coinvolti. Le principali sedi, location sono in Valtellina e Milano, quindi bisogna iniziare da questi, ma poi bisogna aprire il dialogo a tutti i territori della nostra regione. E che cosa rimane dopo le Olimpiadi? Un momento, queste Olimpiadi, fondamentali per la promozione del nostro territorio, ma un lascito anche per le future generazioni, perché sostanzialmente in Lombardia cadranno quasi 7 miliardi di investimenti, 6 miliardi e 7 per l'esattezza, ma soprattutto nuove infrastrutture più efficaci, più efficienti e maggiormente tecnologiche, quindi anche più sicure. Dal punto di vista del governo c'è stata un'accelerazione negli ultimi tempi, ha ricordato prima in conferenza le tappe. Sì, assolutamente. Da quando ho ricevuto la delega sostanzialmente sono stati ripresi i 2 anni precedenti, abbiamo corso come dei matti, ma siamo riusciti appunto a istituire finalmente la Società delle Olimpiadi. Assessore Terzi, nel percorso di avvicinamento il 22 novembre segna una data importante, la costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026. Lo stato dell'arte è appunto legato al fatto che la società neocostituita dovrà avocare a sé la competenza, la gestione almeno come posso dire, organizzativa, insomma, di quelli che sono tutti i cantieri legati alle infrastrutture, che sono relative per la maggior parte ad opere di ANAS piuttosto che di RFI. Questo ci permetterà di far spiegare all'ingegner Sant'Andrea i suoi poteri da commissario e per le opere che con grande intelligenza da parte di questo governo sono state poi inserite nell'elenco, anche in parte inserite come finanziate dal PNRR, anche far scontare a loro, in questa volta in senso positivo, una semplificazione delle procedure. L'obiettivo è proprio questo, cioè quello che abbiamo condiviso da subito era l'idea di fare opere che servivano, non solo che servono per le Olimpiadi, ma che già servivano e ancor più servono in occasione delle Olimpiadi, e opere che poi continueranno ad utilizzare i territori. Grande lavoro sul sistema ferroviario per fare in modo che i treni possano viaggiare con tempi accettabili da Milano alla Valtellina, con certezza dei tempi ma anche con certezza del servizio. Ovviamente la stessa cosa per quanto riguarda le infrastrutture viarie. Assessore Magoni, cosa dobbiamo fare affinché tutti i territori della Lombardia possano avere un ritorno in termini turistici da queste prossime Olimpiadi? Nel 2022 incominciare questo percorso di avvicinamento olimpico facendo conoscere i territori. Come? Sicuramente gli hub sono gli aeroporti dove transiteranno tutti i turisti internazionali. Sarà a me come competenza a promuovere il territorio nell'insieme attraverso i capoluoghi e tutte le vallate che ci circondano, ma non solo, la zona lacustre e la zona da pianura padana. La BIT sarà per noi fondamentale per rilanciare un percorso della via olimpica dove andremo a far conoscere cosa si potrà fare insieme in modo sinergico, la conoscenza del territorio. Antonio Rossi, sottosegretario con delega allo sport, Olimpiadi 2026 e grandi eventi. Mancano meno di 1500 giorni al 6 febbraio 2026, com'è lo stato dell'arte? Beh, si sta andando avanti passo dopo passo, come fa un atleta nel preparare una gara, quindi c'è l'obiettivo. Ovviamente sarà molto prima di quel 6 febbraio perché già nel 25 le varie venues dovranno organizzare dei test event e quindi dovremmo essere già pronti nel 2025. Ci verrà consegnata ufficialmente la bandiera a fine Giochi olimpici a Pechino,
da lì allora avremo modo di iniziare a pensare seriamente a tutti i progetti con Fondazione Milano Cortina 26, nelle scuole, nella disabilità, insomma nei tanti settori che ci siamo prefissi. Assessore Bolognini, qual è la partita che possiamo giocarci in termini di ritorno d'immagine? Un'occasione importante e straordinaria, una leva di marketing territoriale davvero unica. Noi pensiamo che possa dare anche più ricadute rispetto ad Expo perché coinvolge più territori. Expo di fatto era Milano, qui è tutta la Lombardia, c'è la Valtellina, c'è Sondrio, c'è la parte di Lecco, c'è la parte di Milano, ci sono infrastrutture che riguarderanno tutta la Lombardia, quindi un'occasione importante per coinvolgere i lombardi, per coinvolgere i giovani, per motivare i giovani, per rilanciare il turismo e alcune professioni legate al turismo e all'indotto e soprattutto per fare investimenti e opere che serviranno anche per il dopo. E anche per questo speciale di Lombardia Notizie Online è veramente tutto. Noi vi ringraziamo come sempre di essere stati con noi, vi invitiamo a continuare a farlo sui nostri principali canali social e sulla nostra pagina www.lombardianotizie.online.